Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati alla nostra pagina in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto e in questa occasione faremo il focus, come è capitato anche in altre volte, in un territorio provinciale, in modo particolare su Vicenza, supportati da Mario Siviero, segretario generale FNP Vicenza. Ben ritrovato, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a lei. Eleonora Sandini, operatrice FNP Vicenza. Grazie anche a lei. Grazie, Elena. Non pensionata, immagino, perché è una giovane età assolutamente, ma operatrice. Da questo capite che quando vi rivolgete agli sportelli FNP CISL presenti in tutto il territorio provinciale, regionale, trovate delle persone estremamente qualificate, preparate e anche giovani che possono darvi una mano per risolvere determinate questioni, oppure, come spesso capita, per portare delle segnalazioni di qualcosa che secondo voi non va, anche posizioni soggettive individuali di vario livello. E qui ci avviciniamo alla questione che andremo a trattare quest'oggi, ovvero il sindacato, in modo particolare FNP CISL, ha un ruolo importante nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per dire dei comuni, ma anche dei territori provinciali e quant'altro, per andare a discutere, trattare, confrontarsi su determinate posizioni e situazioni per cercare di trovare delle agevolazioni per i cittadini, delle risoluzioni migliori che possano venire incontro a quelle che sono le problematiche del territorio vissute dalle persone. Tutto questo confronto continuo su varie problematiche, su istanza però anche naturalmente dei cittadini stessi, perché altrimenti non è che le cose si inventano, si chiama appunto contrattazione sociale, è un nome complesso per dire confronto da una parte il sindacato che rappresenta i cittadini pensionati, dall'altra l'ente pubblico, che altrimenti le cose non si possono risolvere se non ci sono due parti che si introvano. Per parlare di questo andremo a fare un focus sul territorio vicentino con gli esempi concreti, però soprattutto per vedere da qua in avanti cosa deve cambiare in questo modo di confrontarsi. Si è ottenuto qualcosa ma non si è ottenuto tutto. Allora, chiedo un po' a lei, questo confronto, questa contrattazione, come si dice in gergo sindacale, per essere precisi, però di fatto è un incontro con a volte scontro di vedute. Che proiezione ha? Come la vedete nel territorio? Allora, credo che vada fatta una premessa rispetto alle cose che lei ha detto un attimo fa sul fatto della contrattazione. Allora, perché ha citato in rappresentanza dei cittadini o comunque degli iscritti, dei pensionati, ecco. Ma io credo che se non prendiamo atto che quando io vado a un confronto con l'amministrazione comunale o altro, in quel caso l'amministrazione comunale rappresenta i cittadini in quel comune più di me, perché certo, è stata eletta oltretutto, è titolata proprio rispetto a questo, per cui credo che chiamarla contrattazione sociale è comunque un termine che dovrebbe essere modificato. Seconda premessa, io credo che un conto è fare la contrattazione, che vuol dire che ci sono due soggetti che si confrontano e che tendono l'altro a far sì che le persone, cioè che ne usciamo in qualche modo, che qualcuno ne abbia qualcosa di più di prima di quando è entrato. Nel confronto con i comuni è come, io ai miei dico, è come giocare nella stessa parte del campo di calcio, non in due squadre avverse, ma due squadre che stanno assieme e che tendono a fare gol sulla stessa porta. Perché fare gol vuol dire migliorare la tutela dei cittadini che io rappresento in quel caso come pensionati, ma il comune o l'amministrazione comunale rappresenta tutti rispetto a questo. Però magari ci sono destinazioni, finanziamenti, fondi che la cosa è convergono quella più da di dire una parte. qual è la questione in termini che noi ci troviamo che sotto l'aspetto diciamo dei servizi sociali che i comuni mettono in campo, no? Che dopo dipende comune per comune, ma dopo ne parliamo anche rispetto a qual è la diversità tra comune e comune, e che è molto legata al territorio dove stanno e soprattutto al numero di abitanti e all'economia di quel territorio, se hanno meno risorse per fare attività sociali o diciamo servizi sociali. Però il tema della il fatto di come io gestisco con i comuni questa cosa è quello di andare insieme a migliorare i servizi sociali ai propri cittadini in quel territorio, migliorarli, trovare altri diciamo, canali di finanziamento per avere o fare dei progetti. La seconda cosa è quella di dire, guardate, l'altra questione è dire, ma come io posso, da pensionato in questo caso, o da rappresentante dei pensionati, dire che un comune
mette molte risorse sui giovani o sulla famiglia, no? E pochi sugli anziani. E dire è giusto o è sbagliato sta cosa? Io credo che sindacalmente faccio fatica a dire che è giusto e sbagliato, ma anche viceversa, ne mette molte sugli anziani e poco sui giovani. Cioè è una scelta politica, no? Il fatto di dire quali sono le esigenze, le necessità, le straordinarietà di quel comune in fatto di vari ceti sociali o di varie risorse che vuole mettere. Per cui io credo che noi dobbiamo più che altro, qual è il nostro ruolo in questa situazione, è quella di equilibrare il più possibile, diciamo, le risorse verso soprattutto le persone più fragili, no? Che vengono in qualche modo incluse dentro alla comunità. Questa è la cosa. Ecco, questo è secondo me il ruolo della, chiamiamola, contrattazione sociale. Per certo, cui, quindi spiegato questo ancora di più, quindi ha valore la segnalazione da parte delle persone più fragili, delle emergenze, delle necessità, delle istanze, perché appunto un amministratore non può sapere tutto di fatto. Quindi questa è una questione, come però nell'ambito delle aziende. Esistono questi confronti perché certo che l'azienda vuole il bene di tutti quanti per ottenere un risultato, però non può conoscere le dinamiche, le criticità che ci sono. Allora, avevamo visto una slide, segretario, interessante, che ci spiegava un po' gli ambiti di operatività di questi vostri interventi, di questi accordi che vengono presi, eccetera, e sono ambiti, come diceva lei, diversi, non necessariamente solo per i pensionati, no? Perché c'è il settore, il sociofamiliare, il fisco, il territorio, il mercato del lavoro, la sanità. Coniughiamolo magari sul territorio anche vicentino. Allora, io ti do una cosa più generica, dopodiché al limite Eleonora può entriamo nello specifico, certo, assolutamente. Cioè, quando noi parliamo di confronto con le amministrazioni, quelli sono i campi del sociale di intervento, ma dentro lì ci sono tante situazioni e dopodiché noi le vediamo in questa slide in cui sono ognuno un mondo a sé, sono strettamente legate. Cioè, inteso, quando io parlo della non autosufficienza, no, la famiglia quanto è coinvolta sulla persona non autosufficiente? Pensiamo a un figlio non autosufficiente, per cui sono cioè quelle situazioni lì sono una legata all'altra. È chiaro che lì qual è il tema? Il tema discutere di queste situazioni, e per cui la domanda che mi faceva all'inizio, quella di dire quale potrà essere l'evoluzione, è come noi aumentiamo le tutele in quelle situazioni, in quegli ambiti, no? E come le aumentiamo soprattutto collegandole tra il fatto di dire che sono soggetti sì fragili da un lato, ma che sono soggetti che devono uscirne con grande dignità, no? E non come pietismo rispetto a questo. Assolutamente. Questa è la cosa. Però il rischio è che molte volte il soggetto più fragile sia affrontato come pietismo e non come dignità. Esempio, a me, quando parlavamo della Madre Teresa di Calcutta qualche tempo fa, è quello di dire io devo riuscire a alzare la persona povera da terra, no? E far sì che riesca a camminare con le sue gambe. Ecco. Diciamo, agire sul sociale, soprattutto nelle persone più fragili, è quello di riuscire a dare delle risorse, anche non solo economiche, anche umane, no? E altro, che potrebbe essere il terzo settore, tutto quello che riguarda il no profit sull'assistenza, no? E altro, che potrebbe dare dei risultati di aiutare le persone a mettersi in piedi e di avere dignità e di camminare con le proprie gambe rispetto a dentro la comunità, e che la comunità si prende carico di queste persone. Per fare un esempio concreto su quello che riguarda la sua operatività sul territorio di Vicenza, fisco per esempio, mercato del lavoro, sanità, come si concretizzano? Così i nostri telespettatori capiscono anche meglio. Certo, quando andiamo a colloquio con le amministrazioni comunali, a noi piace dire che è un percorso che facciamo insieme di lavoro fianco a fianco appunto con l'amministrazione, per capire, uno, com'è la situazione nel territorio, e due, cosa si può fare di più per aiutare le persone, venire incontro alle persone. Per esempio, per quanto riguarda il fisco, noi proponiamo sempre la modulazione dell'aliquota IRPEF in maniera che sia progressiva, e quindi di valutare una fascia di esenzione per le persone che appunto hanno un reddito più basso, e dopodiché rimodulare in maniera progressiva in modo che chi ha di più
riesca a dare di più, chi ha meno contribuisca con meno. E questa è la nostra idea di base. Poi appunto dialogando con vari comuni della provincia, perché ormai questa è un'attività che va avanti da molti anni, abbiamo incontrato veramente molti comuni, abbiamo scoperto per esempio che ci sono dei comuni che mettono a disposizione appunto quello che loro guadagnerebbero dal gettito dell'IRPEF, questi soldi non per ridistribuirli persona per persona, e verrebbe fuori veramente una differenza di pochi euro per ogni persona, ma mettono tutto quanto insieme per fare magari un grande progetto sociale di aiuto concreto alle famiglie, e quindi di conseguenza è una questione di scambio di buone pratiche, di appunto arricchire il comune e arricchire anche noi di questo scambio proficuo, in maniera insomma di avvantaggiare sempre i nostri. Perché poi so che per pensionati. esempio, come ci hai fatto un esempio calzante con il fisco, poi so la questione sociofamiliare, non autosufficienza, però anche potenziare i servizi per l'infanzia. Esattamente, Perché sì. questo, ci sono tanti nonni che possono fare i nonni e tante situazioni in cui questi non ci sono, e giustamente nei comuni devono esserci anche dei servizi per le famiglie, se no i figli non si fanno. Esatto, la questione demografica è una questione che ormai è da anni che stiamo affrontando, che affrontiamo con i comuni, appunto per capire un po' com'è la situazione. E in Veneto, a Vicenza rispetto al Veneto, abbiamo comunque una provincia relativamente più giovane delle altre, ma abbiamo delle punte di over 65 nella provincia di Vicenza molto alte. Se pensiamo per esempio alle zone montane, pedemontane, pensiamo a Valdagno, pensiamo a Pedemonte, e di conseguenza in quei paesi ci dovranno essere delle politiche di un certo tipo, che saranno sicuramente diverse da politiche di paesi che hanno una percentuale di over 65 molto più bassa. Infatti a questo punto c'è una slide, tra l'altro l'ultima di una serie che possiamo andare a pescare proprio adesso perché è citata, che ci fa vedere uno spaccato del territorio vicentino proprio per età della popolazione, e vediamo che è rilevante, cioè ci sono molte persone anziane, il che è una buona cosa naturalmente, perché vuol dire che si vive anche a lungo. Dall'altro però ci sono delle criticità legate purtroppo ai redditi, vero segretario? Sì, ci sono due questioni rispetto a questo. Allora, quel dato lì è un dato provinciale, quello che vediamo come slide. Certo. È chiaro quello che diceva un attimo fa la mia collega, il tema di abbiamo zone in cui siamo del 34-35% di ultra 65 anni, e soprattutto sono zone sotto l'aspetto anche di ricchezza economica, sociale ed altro, che non sono ricchissimi, per cui hanno un'alta percentuale di situazioni di diciamo di demografia in cui c'è una presenza altissima di persone ultra 65 anni. Infatti vediamo l'ultima slide, è proprio quella che indica la percentuale di ricchezza, cioè di reddito dei pensionati in modo particolare, eccola qua. Questa è se noi guardiamo tra uomini e donne, no? Per cui blu e rosa, cioè se noi guardiamo questo, dopodiché quando noi parliamo di diciamo di anziani di ultra 65 anni, non è che sono equamente distribuiti tra uomini e donne, no? Nelle prime fasce di età dai 60 ai 75 ci siamo grosso modo distribuiti in modo quasi equo, 50%. Più si cresce con l'età, più sono donne che uomini rispetto a questo. Col dato che se noi guardiamo il reddito della pensione, fino a 1.500 euro lordi al mese, la stragrande maggioranza è personale donna, cioè sono le donne che hanno con redditi molto bassi in alcuni casi, perché la cosa, se guarda la terza, io la vedo qui, la terza colonna, no, basta vedere, credo che sia alta, io non riesco a leggerla qui, ma no, comunque assolutamente sono tra i 500 e i 750. Effettivamente lordi, anche quella la più alta in assoluto è quella tra i 1.250 lordi e i 1.500 lordi. E su questo credo che noi come possiamo agire su tutto questo? È chiaro che qui sono redditi della pensione, cioè non è che possiamo pensare di
migliorare la pensione, perché Certo. diciamo, hanno finito di lavorare, non è che possono arricchirla di contributi e di conseguenza il reddito. Qui è un dato che noi possiamo fare a livello nazionale, quello di migliorare le pensioni, soprattutto quello che riguarda l'applicazione, diciamo che per 10 anni è stata bloccata, che era quella di applicare anche l'IPCA sulle pensioni, per cui la rivalutazione delle pensioni, oltretutto oggi ancora di più degli anni scorsi, visto che Certo. c'è un'inflazione enorme. C'è uno studio fatto in CISL a Vicenza che nella fascia di reddito che va fino a 1.000 euro e da 1.000 a 1.500, il 30% delle persone, in questo caso non solo pensionati, hanno ridotto del 25% le spese per l'alimentazione in questi 2 anni, causa Covid e non l'altro, ma soprattutto dell'aumento dei costi, in particolare dei beni di prima necessità rispetto a questo. E anche le famiglie. Per cui, però sul dato delle differenze di genere, credo che abbiamo alcune cose da dire, al limite dopo Eleonora si è anche preparata su questo fatto, perché credo che c'è un intervento che non è che possiamo agire sulle pensioni. Cioè, No, assolutamente, su quello non si può fare. Agire prima, Esatto. prima, ecco, prima che le persone siano che arrivino in pensione. Che poi tutto questo si innesca anche quando parliamo di soldi, di finanziamenti col PNRR. Esattamente, sì. Esatto, uno degli elementi innovativi che abbiamo introdotto nella contrattazione sociale appunto ha preso spunto dal PNRR. Allora, innanzitutto abbiamo usato il PNRR come base per il confronto, perché ovviamente è un tema di estrema attualità e di conseguenza è fondamentale. È fondamentale per quanto riguarda il sindacato e la nostra categoria nella missione 5 e 6 soprattutto, quindi quella legata all'inclusione, quindi al sociale, e quella legata invece alla sanità. So che avete già parlato del DDL anziani e anche del DM77 che sono appunto per noi fondamentali, ma è importante anche per quanto riguarda appunto questo dato del genere, prettamente di genere, nel senso che uno degli obiettivi trasversali del PNRR è quello del recupero di tutte quelle politiche di genere appunto e che noi abbiamo tradotto con delle richieste e delle azioni anche abbastanza concrete appunto nelle richieste ai comuni. Innanzitutto, per non avere pensioni così basse per le donne è importante parlare di gender pay gap e quindi della differenza retribuita sul salario lordo orario tra donna e uomo, anche a parità di mansioni e quindi anche a parità del lavoro che svolgono. E successivamente c'è tutta quanta quella questione che riguarda il ritorno della maternità e il ritorno al lavoro dopo la maternità e il lavoro di cura poi, di cui... Quindi avere anche possibilità che qualcuno si occupi della famiglia, che sia una cosa accessibile economicamente, diventa fondamentale. Quindi i servizi legati all'infanzia, di cui dicevamo anche prima, ma non solo, ma anche la cura delle persone anziane. Noi abbiamo pensionati che si prendono cura della mamma o del papà e quindi tutto quanto anche il tema legato ai caregiver e a coloro appunto che per lavoro, senza che sia retribuito, perché ovviamente è un lavoro di cura non retribuito, si prendono cura delle altre persone. Ecco, a questo proposito è emblematico un altro dato, vediamo un po' il grafico, che ci sono 291 centenari, di cui 46 uomini, 245 donne. Ci fanno capire che di questi centenari, a meno che non siano in strutture, case di riposo o quant'altro, però qualcuno si dovrà pur prendere cura effettivamente. Abbiamo la fascia 70-79 anni che è effettivamente molto molto, diciamo così, nutrita, numerosa, no? Con questo dato che questi sono i dati attuali. No? Certo, sì. Se noi li guardiamo in prospettiva, questi dati nei prossimi 10 anni cresceranno in modo esponenziale. Lo so, avevamo le proiezioni, sì. Per cui, e questo dato è come, soprattutto allora, se andiamo anche a verificare dove sono queste persone. Infatti c'è la cartina di dove vivono gli anziani a Vicenza. E che sono molto... soprattutto nelle zone... Eccolo qua, over 85, over 65. E sono nelle zone montane, nelle zone più impervie. Questo è le zone più in azzurro.
in blu. Certo, quelli blu scuro praticamente. Blu scuro, questa è la cosa. Cioè che sono anche zone in fatto di che sono anche fuori dalle comunicazioni, di spostamento ed altro. Ma anche la sanità, come sono raggiunti? Su questo, quando all'inizio lei mi faceva una domanda rispetto al fatto di dire può essere l'evoluzione del confronto e altro, credo che tra il PNRR, che in qualche modo ci dà la possibilità di dire che i comuni non possono più agire da soli, no, ma devono iniziare a lavorare insieme per aggregazioni, per ambito o altro. Il DM 77 dice la stessa cosa, cioè il tema è quello di dire far sì che oggi i comuni, le amministrazioni si mettono insieme, no, e mettono insieme delle risorse a tutela di quel territorio. Se noi pensiamo al bisogno di RSA che ci sarà in futuro, ma il bisogno che non è solo in termini di posti, no, ma anche in termini di luoghi, no? E ha bisogno anche di co-house, cioè se quegli anziani lì, cioè perché una delle cose, se noi andiamo a vedere, sono anziani, ultracentenari, ultra novantenni, ultra ottantenni, ma che vivono da soli. Oggi la gran parte vive da solo rispetto a questo. Come FNP Veneto, qualche anno fa avevamo fatto una ricerca che a Vicenza c'erano 80.000 persone che vivevano da sole. Io facendo un po' di tara, dicendo che 40.000 possono essere, per cui metà persone adulte, no, che vivono da sole ed altro, 40.000 però pensionati. Cioè 40.000 pensionati, certo. No, dove? Oltretutto non in città, per cui che in qualche modo hanno i servizi, hanno anche la possibilità di spostarsi, ma vivono soprattutto nelle zone più montane o fondovalle, queste cose. Ecco, credo che qui noi l'idea che abbiamo sul futuro della diciamo di come ci confrontiamo con le amministrazioni ed altro, quello di dire dobbiamo pensare più a un'aggregazione dei comuni, dobbiamo più pensare a un co-house diffuso, una RSA diffusa, cioè far sì che la comunità crea i presupposti, che è un'assistenza domiciliare, che vuol dire creare a domicilio. Quando parlo di co-house vuol dire creare anche tutta la parte di cura della persona non sanitaria. No? Vuol dire non so, il barbiere, vuol dire la parrucchiera per le donne, cioè, vuol dire portare a queste persone la possibilità di vivere dignitosamente nella sua casa, no? E fare relazioni all'interno di quel territorio tra giovani che ci abitano, pochi che siano, ma tra di loro. Cioè, quando si parla di co-house diffuso, è quello di dire non creare strutture nuove, ma quello di mettere insieme borghi, mettere insieme quartieri e quant'altro rispetto a questo, che facciano quell'autosufficienza. Io in un'intervista di qualche giorno fa dicevo questo, quello di che tra virgolette si barattano anche le loro esperienze lavorative del passato. Cioè, se io ho fatto la parrucchiera, adesso sono anziano, o io ho fatto il barbiere, ho fatto l'idraulico, ho fatto il falegname, nel co-house diffuso posso barattare lo scambio tra anziani rispetto alla mia attività, cioè certo. Quello di mettere assieme quelle esperienze di vita, di lavoro ed altro che possono dare un contributo al mio di rimpettaio, in questo caso sono anziano, che ha bisogno e a sua volta lui mi dà le sue, diciamo, disponibilità rispetto alle sue questa sarebbe una cosa competenze. Molto importante. Però, infatti. Questo come possiamo farlo? Cioè, chi è che lo può mettere insieme questo se non le amministrazioni? Amministrazioni che peraltro avranno dei soldi nel futuro prossimo, perché a me risulta che dei 222,1 miliardi complessivi tra PNR e fondi dello Stato, 87,4 sono destinati proprio agli enti locali per progetti di inclusione sociale e superamento delle fragilità, quello che stava dicendo. Quindi non sono poca cosa, vero? No, sono veramente tanti. Bisogna che siano sfruttati al meglio. Esattamente. Tutte le amministrazioni con cui ci siamo confrontate hanno ovviamente presentato i progetti sono veramente molto ricchi, c'è tanta carne al fuoco. Si parla moltissimo di invecchiamento attivo, per esempio, che è una cosa che abbiamo inserito anche noi nei nostri temi della contrattazione sociale, perché è fondamentale. L'anziano,
cioè l'over 65 di oggi non è l'over 65 di 10, di 20, di 30 anni fa, ha delle necessità diverse. È importante che si mantenga attivo e che si mantenga attivo anche con delle attività che sono sociali, delle attività più ludiche, delle attività che permetta alle persone di stare insieme e quindi di ricreare una certa socialità che abbiamo visto soprattutto appunto nella fascia dei nostri iscritti essere andata molto scemando con tutta la questione del Covid, per cui è importante anche la ricostruzione di tutto questo tessuto sociale, dei rapporti esatto tra le persone e tutto questo permette di ricostruire un po' la comunità, quindi di riuscire a ricreare un po' quell'aspetto solidaristico anche tra le persone che le portano appunto a darsi una mano e ad aiutarsi in qualche modo, e quindi il PNRR va molto diciamo verso questo, e soprattutto per contrastare appunto il tema della solitudine che noi abbiamo visto aver impattato molto negativamente nelle persone, su tutti poi tra l'altro, non solo sulla fascia anziana. So che peraltro c'è anche un comune, Valdagno, dove è acuite certe situazioni, sono acuite certe situazioni, vero? Sì. E a Valdagno c'è una percentuale di over 65 molto alta, e abbiamo cominciato un dialogo con il comune, con l'assessore sociale e anche con la casa di riposo di Valdagno, appunto perché il nostro dialogo non è riferito solamente ai comuni o alle ULS, ma appunto è con tutto quello che c'è nel territorio, la casa di riposo soprattutto perché è un soggetto molto importante, ma anche con tutte le associazioni che girano intorno ai servizi per gli anziani, a tutto quanto quello che è appunto la relazione che possono avere gli anziani, perché è importantissimo per noi rimanere sul territorio, capire cosa c'è nel territorio, capire anche quali sono i bisogni delle persone e quindi quello su cui si può investire di più e si può appunto sviluppare meglio per il loro benessere. Assolutamente. Ecco, per concretizzare rapidamente la visione del futuro, ci sono 3 punti su cui voi puntate. Cioè più formazione, costruire delle relazioni e allargare il campo di visione, per esempio con gli ATS, gli ambiti territoriali sociali, per esempio, no? È quello che, in 2 parole proprio. Sì, in 2 parole. Diciamo, allargare qual è il campo in cui noi ci confrontiamo e i soggetti rispetto a questo, che si confrontano rispetto. Allargare il campo significa non solo spendere le risorse del PNRR, perché questa è la cosa, con il fatto, se mi permette una parentesi velocissima, io trovo le amministrazioni preoccupate, inteso che i soldi del PNRR, in particolare su missione 6, sono per le strutture, no? Sì, ma non abbiamo il personale oggi, no, da inserire, per cui sono preoccupati rispetto a uno, che non c'è il personale, 2, dopo il 2026 chi le sostiene, perché finiranno anche i finanziamenti. Però per tornare al fatto, il dato è che proprio questo o iniziamo oggi a mettere insieme tutti i soggetti che operano nel territorio, noi in rappresentanza diciamo sindacale, ma gli amministratori in rappresentanza dei propri cittadini, le associazioni di volontariato, la RSA e altro, e in un confronto questo per migliorare la buona vita delle persone, ma migliorare le tutele rispetto a questo e progettarle anche rispetto a questo. Che è un'altra cosa importantissima, infatti. Ecco, e poi l'aspetto della formazione, cioè personale preparato per affrontare queste nuove sfide, perché sono sfide importanti, non si può sbagliare, sono anche delle grandissime opportunità per migliorare, però bisogna essere all'altezza dell'affrontare queste situazioni. Allora, complimenti per il lavoro che avete svolto nel Vicentino, perché effettivamente è un'attività continua, costante, in proiezione futura anche molto significativa e importante. Detto questo, avete capito che è bene anche avere un dialogo aperto di segnalazione, ma anche proprio di rapporto con il sindacato dell'FNP CISL presente, perché può portare avanti delle istanze che possono essere molto importanti per le persone più fragili, chi vive un disagio sociale, economico a vario livello, oppure persone particolarmente anziane
anziane che sono delocalizzate in territori periferici, magari stupendi, bellissimi, però quando l'età incombe diventano anche difficili da vivere. Detto questo, io vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio voi telespettatori. Appuntamento a questo punto veramente a settembre, perché durante l'estate andranno in onda le repliche di molte nostre puntate e poi partiremo con nuove tematiche proprio con l'inizio della stagione autunnale sostanzialmente. Quindi buona estate a tutti, grazie della collaborazione FNP CISL, auguro a tutti quanti voi e a tutte le persone che ci seguono e naturalmente a presto.